cresciuta e abitava qui a Favaro Veneto prima di trasferirsi in Messico. Pamela Codardini, 35 anni, rimasta uccisa sabato 27 in un agguato insieme al compagno Juan Yair in un negozio che la coppia gestiva insieme nella città di Ocotlán de Morelos. La ragazza, stando a quanto riportano i media messicani che ne hanno dato notizia, sarebbe stata uccisa perché testimone dell'agguato nei confronti del compagno, che sarebbe stato il vero obiettivo del comando. Un delitto, sempre stando a quanto riportano i media messicani, maturato nell'ambito di un regolamento di conti dei narcos, dal momento che il compagno sarebbe appartenuto a un gruppo di un capo locale cosiddetto Yayo. Come detto, Pamela abitava in Messico, si era trasferita da oltre 10 anni, c'era andata con l'ex marito Alex Bertoli, un cuoco friulano. Si erano conosciuti facendo le stagioni a Cavallino, in un locale di Cavallino a Sottoriva. Lui lavorava come cuoco, lei lavorava al bancone. Poi avevano deciso di provare questa avventura, trasferirsi in Messico e aprire un locale che si chiamava La Dolce Vita. Ma nel 2013 l'ex marito fu a sua volta vittima di un agguato che è rimasto avvolto nel mistero. Dopo quella tragedia Pamela Codardini decise comunque di rimanere in Messico e ricostruirsi una vita. Aveva trovato, si era risposata, aveva avuto 2 bambini, poi aveva avuto un nuovo compagno. Sabato scorso la notizia dell'agguato nel quale è deceduta.